La voce più insistente che circola dopo la diffusione della notizia dell'interessamento di due imprenditori veneti all'acquisizione del Calcio Padova è che tra i nomi ci sia quello di Alessandro Banzatto, attuale proprietario del Petrarca Rugby, ma soprattutto di Acciaierie Venete, che già in passato aveva manifestato l'interesse verso la società biancoscudata. Queste notizie sul futuro della società hanno messo in fermento i vari club di tifosi. Noi come gruppo, come club, eccetera, come tifosi, ci sembra di buon auspicio queste due manifestazioni di interesse, queste due situazioni che sembrerebbe si stiano andando a profilare all'orizzonte. Negli ultimi anni, purtroppo, nel bene e nel male, pur la società attuale ha investito parecchio, quest'anno c'è stata una drastica riduzione. Speriamo che siano di buon auspicio per forse delle nuove cordate che ci portino come prima ai Bergamin Bonetto, e precedentemente c'erano altre figure presidenziali della dirigenza più venete, più padovani. Una stagione deludente questa per il Calcio Padova, la speranza è che queste voci possano ridare nuova linfa ai biancoscudati. Una delegazione di tifosi intanto nelle scorse ore si è incontrata con l'assessore allo sport Diego Bonavina per chiedere la tutela della gradinata dello stadio Appiani, simbolo del Calcio Padova, che dovrebbe essere demolita per un progetto di riqualifica dell'area. Noi ragioniamo sul monumento, sulla storia di questo manufatto, su questa, diciamo, oramai immagine, presenza consolidata, storicizzata da decenni in quella via.